Cosa Nostradamus, la magna per indovinare il bonus è tutta prevista, dall'inquinamento al sangue misto, c'è profezia, una pinta Santa Maria e a par condicia, assolutissimamente no, perché c'è scritto dito stradito dagli oracoli, a piovra perderà i tentacoli e cascherà il tabù, il penultimo Gesù e sarà un uomo dal continente nero, sarà vero, dopo Miss Italia avere un papa nero, non è par vero, un papa nero che ascolta le mie canzoni in Venezia perché sei nero africano, sarà vero, dopo Miss Italia avere un papa nero, non è par vero, un papa nero che canta le mie canzoni in Venezia perché sei nero africano. Nostradamus, Cagliostro, Zarathustra, dentro una sfera, chi ha visto l'ignoranza intera, ma l'uomo è duro, col potere compra il futuro, nel sesto senso, assolutissimamente no, perché c'è scritto dito stradito dagli oracoli, a piovra perderà i tentacoli, e cascherà il tabù, quel penultimo Gesù e sarà un uomo dal continente nero, sarà vero, dopo Miss Italia avere un papa nero, non è par vero, un papa nero che ascolta le mie canzoni in Venezia perché sei nero africano, sarà vero, dopo Miss Italia avere un papa nero, non è par vero, un papa nero che canta le mie canzoni in Venezia perché sei nero africano. Vabbè, l'avete riconosciuto, l'avevamo annunciato. Saluto e ringrazio Gaetano Scardicchio, grazie per essere con noi, buonasera. Buonasera. In arte Scardi. In arte Come Scardi. sta? Insomma, abbastanza bene, teniamo dura. E vai in pensione, mi hanno detto. Vado in pensione fra 8 mesi. Sì, ma mica da Scardi. Vai in pensione? Vado in pensione e finalmente mi potrò dedicare 24 ore su 24 a quello che mi piace fare di più, cioè far musica. Per 42 anni sono andato avanti a correre su 2 cavalli. Cioè, uno era la musica e l'altro era il lavoro da bidello. Perché lei tuttora fa il bidello? Tuttora lo faccio ancora per gli ultimi 8 mesi. Speriamo di arrivare al traguardo e superarlo perché quella è la cosa più importante. No? Ai Carmelitani, dov'è? A Venezia? Sì, so a Venezia al liceo artistico. Al liceo artistico. Beh, Sì. quindi i ragazzi respirano l'aria dell'arte con lei comunque, no? Sì, anche. Diciamo che sono parte attiva perché all'interno della scuola sono quello che ha fatto il musicista più a livello professionale e di conseguenza sono un punto di riferimento per gli amanti della musica. Cioè, quindi i ragazzi vengono comunque a chiedere a lei, no? Cioè, hanno Scardi che fa il bidello. Ragazzi, è mica una cosa Certamente, quasi tutti i giorni mi arrivano e mi dicono: sai, mio papà e mia mamma sono tuoi fans. Dai! Certo. E qui? Poi glieli portano, cosa fanno? Vengono lì? Ma no, qualcuno mi fa arrivare dischi, cassette, glieli firmo. Senta, guardi, allora Francesco Cerone ha fatto con le foto un po' della sua carriera questo collage bellissimo, no? Ha visto? Sì. Però, abbiamo scelto anche dei colori a caso. Colori perfetti, arancio, nero, verde, perfetto. Ha visto che no? Qui in Certamente. Venezia. Quindi questa è un po' la sua carriera. Qui tra l'altro c'è una novità, ma dopo ne parliamo, che è il video nuovo, insomma, no? Sì. Ferragni. Che effetto le fa rivedere il Papa Nero, che andò a Sanremo nel 97? No, mi fa pensare che rispetto agli anni che sono passati sembra quasi sia passato qualche mese. Cioè è volato? Sì, è proprio volato, sì. 30 anni volati così. Lei ha detto, io continuo in questa bellissima intervista tra l'altro che le ha fatto Andrea Pasqualetto per il Corriere Nazionale, il Corriere della Sera, ce l'hai Francis, la facciamo vedere, ha raccontato un po' tutto quello che sono stati anche questi anni e tra 66 anni va in pensione, aveva detto a giugno invece è diventato agosto? Sì, sì, devo finire l'anno scolastico. Quindi
avrò 67 anni a giugno e a settembre sono fuori dalle balle. Ecco, e quindi che cosa ha previsto? Una festa? Ma sì, ci sto pensando, volevo anche organizzare un concerto, però... Ma lì a scuola oppure... No, a Venezia. A Venezia? Vorrei, però vedremo. C'è una sorpresa? Per ora non dico nulla perché è tutto da verificare se c'è la possibilità. Venezia non è più la Venezia in cui sono cresciuto io, dove in quasi ogni campo c'era un palco e la gente suonava. Da anni non si suona più a Venezia, al massimo fanno cose all'Arsenale che trovo abbastanza deprimente come posto, oppure fanno concerti a pagamento in piazza San Marco. Cioè cos'è? È diventata una città triste, cioè, rispetto a un tempo? Triste? Una città sonnambula, direi quasi, perché certe attività ci sono ancora, però ha perso la propria spontaneità. Adesso i carnevali sono organizzatissimi, ai tempi nostri era tutto spontaneo, era libero. Partivi il giovedì grasso e tornavi a casa il martedì grasso. Diciamo, con la cognizione del tempo o no? Che poi c'è anche quel dato lì. Sì, chiaramente quando trovi una città che ti offre del divertimento... te la godi. Te la godi, sì. Lei ha detto, ecco, citavo questa intervista perché tra le tante cose ha detto io ho continuato a fare Bondi, so il video, no? Quello che dice lei, credo, sì. No? Quando incontra le persone e quindi la riconoscono, insomma, è bello, è parte di questa storia degli ultimi decenni e che ha continuato a fare il bidello perché nonostante il successo sono stati 500.000 di dischi venduti, 2 dischi di platino, 2 dischi d'oro, la musica non... Beh, vedi, un conto è parlare di musica e di successo, un conto è parlare di soldi. Se fai tanti soldi puoi permetterti di fare quello per tutta la vita, ma fare tanti soldi vuol dire vendere milioni di dischi, non 500.000 come ne ho venduto io. Vuol dire far su cifre grosse e questo non è successo. Abbiamo avuto il nostro mondo che è riuscito ad uscire dal seminterrato, diciamo, ci ha fatto suonare per anni, continua ancora oggi, però nessuno è diventato ricco. Però sa, adesso non c'è Papa Leone che è Papa da poco, no? Quando ci sarà in futuro un Papa nero tutti penseranno a lei, cioè, ancora non è accaduto. Guarda, la cosa divertente è che ogni volta che faranno un Papa metteranno sulla canzone. La canzone. Che dopo sia nero, giallo, rosso, di qualsiasi altro colore, è tutto da vedere perché anche lì chiaramente anche loro hanno il loro mondo politico e di conseguenza stanno ben attenti a chi mandare al soglio pontificio. Per fortuna quest'anno hanno mandato un americano che fa concorrenza a un altro americano che si credeva il più importante del mondo e invece deve dividersi il podio col Papa Leone. Cioè Trump, dice Trump. Sì. Però ha visto, adesso al di là di quello che ha fatto Trump, questa mattina all'alba hanno liberato Trentini, no? Sì, è quello il punto. Vedi, per quelli che sono cresciuti nelle democrazie come siamo cresciuti noi, il fatto che uno Stato trattenga le persone e le usi come pedine, come ostaggi per i propri trame politiche, sì, è una cosa ributtante. Però bisogna tenere in considerazione che non tutti hanno avuto la democrazia che abbiamo avuto noi. Perciò a noi risulta rivoltante la cosa, ma per loro è una cosa normale. Purtroppo la democrazia nel mondo non è che ha conquistato totalmente il mondo. Ci sono persone indietro di secoli rispetto alla democrazia. Basta pensare cosa succede in Iran in questi giorni. Esatto. Hanno un governo da medioevo e chiaramente sti qua con i telefoni in mano che possono comunicare via internet e tutto si rendono conto di essere dentro il medioevo e si ribellano giustamente. Infatti la prima cosa fanno saltare internet, no? Anche in questi giorni. E quindi Trentini è libero. Finalmente è libero. Finalmente è libero, che sia merito di Trump, questo ho i miei dubbi. No, adesso al di là di quello, dedicherà una canzone, non so, penso. A chi? A Trump? No, a Trump non oso immaginare il testo. Però potrei anche pensarci. Sì? Certamente.
assolutamente. No, io pensavo a Trentini, però Trump dice che... Sì, Trump meriterebbe qualche scanzonata. Me la può dire il titolo o è meglio aspettare No, di meglio passare la aspettare, mezzanotte? no, meglio aspettare. Cioè, ho capito, quindi Concetti non è certo di quell'area politica lì. Insomma, No, certamente. Io considero Trump a livello democratico uno che poteva star bene a metà 800. Metà 800 addirittura? Sì. Nelle democrazie della metà dell'800 Trump ci sarebbe stato bene. Al giorno d'oggi risulta un cowboy grezzo, bifolco, ignorante, che fa tutto per i soldi, si ingrassa tanto la bocca perché è potente, ma mi sembra che faccia danni belli grossi. Senta, adesso veniamo anche alla politica italiana, allora devo chiedere... Chiedi. E la Meloni? E a Meloni, mi dispiace che non ci sia qualcuno di migliore di lei. Perché quindi lei vuole dire che è la migliore? È la migliore, quindi? No, mi dispiace che non ci sia qualcuno in grado di sorpassarla. Cioè a sinistra non offre, la sinistra non offre niente. Ma anche a destra. Anche a destra. Ma anche a destra nessuno è in grado di superarla. Evidentemente hanno una forza di comunicazione perfetta, sanno dimostrarsi seri e ragionevoli, sanno dimostrarsi efficienti e la gente gli crede. Se guardiamo bene, come è sempre stato nei governi di destra, le destre aiutano i ricchi a svantaggio dei poveri. E questa qua è una cosa che a me sinceramente fa parecchio schifo. Senta, lei incontra i giovani, cioè, sono ragazzi che studiano, no? Quindi, però si rivolgono a lei anche per i consigli artistici, no? Ho capito un po' così, a scuola. Ecco, qui si è fatto un gran parlare anche adesso a proposito della legge della baby gang, i ragazzi che girano col coltello. Cioè, che cosa dice lei di questi temi qua? Guarda, questo è la conseguenza di ormai 30 e passa anni in cui i valori si sono rivoltati, si sono ribaltati dall'altra parte. E cioè? Mentre fin prima di 35 anni fa gli ideali erano pace, amore, giustizia sociale, equità e fratellanza, al giorno d'oggi abbiamo individualismo, smania di potere, il denaro prima di tutto. È cambiato totalmente la facciata del mondo e se già c'erano difficoltà anni fa per i giovani riuscire ad inserirsi, al giorno d'oggi diventa ancora più difficile perché sono stati educati con la mentalità del più forte. Vince il più forte, vince il più ricco. Sono andati avanti per anni a dire ai giovani: se hai la macchina più grossa sei più bravo, se corri più veloce sei più bravo, se ti piacciono le armi sei più bravo. Questi sono dei disvalori secondo me. E i social? No? Noi abbiamo visto Papa Nero nel 1997 e lì non c'erano i social, no? Quel tempo. Oggi immagino, lei li usa, no? Oggi li userete? Li no? usavo, mi sono andati in volta a stomaco. Perché? Perché sono pieni di messaggi parecchio violenti. Cioè la gente non si vuole bene realmente dentro internet, è tutto un gioco al denigrare, a insultare. Sì. Cioè ci vuole qualcosa che sia una norma, una legge per regolare questo? Secondo lei è possibile? Certamente ci vorrebbe sì. Come fanno le regolamentazioni per entrare nei siti porno, bisognerebbe regolamentare anche quelli che hanno accesso a internet e scrivono messaggi. Cioè, chiaro che se una persona di potere si scaglia contro un povero su internet, al ricco non succede niente, ma al contrario, se un povero si scaglia contro uno che ha il potere, rischia grosso. E di conseguenza bisognerebbe avere la possibilità di usufruire sempre di messaggi sì critici, ma mai malefici. Certo. Lei ha parlato prima di fratellanza, no? La sua vita è cambiata per 2 concerti, uno è quello di Bob Marley a Milano nel 1980. Sicuramente.
Sicuramente perché sono cresciuto in un'epoca in cui la musica sostituiva quello che oggi è internet, nel senso che tutto il mondo ascoltava, quasi tutto il mondo ascoltava gli stessi artisti, si muovevano nella loro filosofia, certo. C'era un mondo che si stava costruendo e cercava di migliorarlo. Poi con l'avvento del computer e della musica che io chiamo chimica perché è fatta da delle macchine, i concetti sono andati a farsi friggere ed è rimasto solamente una questione di moda. Se guardiamo bene anche nella musica che fanno i ragazzi di oggi si parla più di moda che di problemi. Alla trap, no? Visto? Sì, Ma sì. Cos'è? Cioè lei... È una derivazione del rap mescolata le piace? con... Boh, che fa reggae. Qualcosina, Sì, le piace. qualcosina, ma a me piace tutto. Ah. Poi dipende sempre dall'artista e da cosa propone. Immagino che un disco di un artista che fa trap su 10 canzoni magari me ne possono piacere 2, però se trovo qualcosa di valido all'interno lo riconosco. Però cioè, il successo fu straordinario, insomma, dobbiamo dire, cioè, non abbiamo venduto milioni, non l'abbiamo fatto con quella, non abbiamo continuato a farlo, poi vi siete sciolti nel 2002, no? Credo. Sì. Lei ha continuato perché ha fatto altri 4 dischi, credo, no? Da solista. Però già il reggae, poi in dialetto, quindi forse erano quelle le chiavi, era una scommessa mica da poco, eppure... No, infatti. Infatti certe volte mescolando degli ingredienti che sembrano incompatibili tra di loro che esce qualcosa. È stato straordinario, cioè un'idea straordinaria quella. Però non ha mai pensato cambio pur di tentare la via del successo, definiamo, cioè dell'essere maggiormente seguito. Cioè non canto più in veneziano, per esempio, inconcepibile per lei, no? Guarda, se devo dirtela tutta... Sì. Esiste un brano completamente in italiano che io ho scritto, sì, fa parte del disco Grande Bidello, si intitola Stella, è una canzone d'amore che potrebbe essere trasmessa da qualsiasi radio del mondo, però non ha avuto lo stesso impatto di quelle cazzate piene di parolacce che ho scritto in precedenza. E in futuro? E nei successivamente, diciamo. Sì, anche se devo dire che ultimamente mi sono raffinato. Le parolacce vanno usate col contagocce, perché? Al momento giusto, perché altrimenti strafanno. Altrimenti le cose che sono troppo calcate non sono positive, secondo me. E vediamo l'ultimo singolo, no? Quando è che l'ha lanciato? Adesso, credo, sì, Ferragni. Un mese fa. Perché la Ferragni, a proposito dei social? Allora, precisiamo, io non ce l'abbiamo su con la Ferragni. La canzone critica un costume che qua in Italia ormai lo conosciamo benissimo, che è la malversazione e la corruzione. A me dà molto fastidio che persone che hanno soldi e potere, invece di mangiarsi i propri soldi, divertendosi, mangiando, bevendo, facendo qualsiasi cosa, approfittino delle categorie più deboli per raggranellare denaro. E sì che a sta gente il denaro non manca. Perché non ce l'abbiamo su con la Ferragni? Perché a processo non ci va solo lei, sono in 4 o 5. E quindi la canzone contro la malversazione ci sta. La Ferragni non è una pazza che si è inventata, qualcuno deve averla guidata, qualcuno deve averle detto fai così. Praticamente chi ha tanti soldi sa come rubare, questo è il problema. Vabbè, però lì è stato, diciamo, qualcosa per cui non c'era l'accordo doveva essere di un tipo, non c'era del dolo da parte della Ferragni. No, il dolo ci sarebbe stato, il dolo ci sarebbe stato se i panettoni avessero fatto incasso e lei avesse preso l'incasso e assieme agli altri soci se lo fosse messo in tasca. Li hanno fermati prima, questo è il punto. Questo non lo possiamo sapere, sarà eventualmente la giustizia a chiarirlo. E questo il video? Lo vediamo un pochino? Quando è uscito? È uscito un mese fa, un mese e mezzo. Come sta andando? Credo bene. Ce lo fate sentire? Se non ti onzi tocchi grossi, butta su che va bene. Cosa ti combini, Ferragni?
Quante rogne che per ragni, per ragni che tante rogne, quante rogne che per ragni, perso fede se anche i guadagni, quante rogne che per ragni, per ragni che tante rogne, quante rogne che per ragni, perso fede se anche i guadagni. Quante rogne che per ragni, per ragni che tante rogne, quante rogne che per ragni, perso fede se anche ai guadagni, quante rogne che per ragni, per ragni che tante rogne, quante rogne che per ragni, perso fede se anche ai guadagni. Senta Scardi, poi quando vediamo questi video, tanto la qualità, no, è quella dei tempi di oggi e mi colpiva anche vedendo gli altri video come si avvicinassero le persone, è vero, quando lei girava a Venezia nei campi Campielli? Ci sono anche molti turisti a Venezia e quando vedono una telecamera che gira qualcosa si fiondano immediatamente a vedere quello che succede. Chiaramente se vedono gente che fa musica sono ancora più interessati. Vedi, la cosa che mi fa incazzare di più è che Venezia è un palco universale. Certo. Se tu ti metti a suonare su un campo di Venezia, passa il giapponese e ti riprende, nel giro di 5 secondi ti fai conoscere in Giappone. Venezia offrirebbe lavoro e ricchezza a tutti, è che non sono in grado di gestire la cosa. Cioè, secondo lei potrebbe essere un buon modo anche per ragazzi emergenti, cioè questo intende dire? Di tutto, di tutto. Cioè lei di vorrebbe tutto. suonare lì, cioè questo concerto eventualmente vorrebbe farlo... Venezia, oltre ad essere una città turistica, fosse anche una città artistica. Perciò per l'aspetto del cinema ci siamo, perché abbiamo la mostra del cinema che funziona da 100 anni. Per l'arte comunque c'è la Biennale, esatto. l'architettura. Per il teatro avevamo una scuola, però mi sembra sia un po' sottostimato. Sì. Ecco. E per quanto riguarda la musica, purtroppo a Venezia è difficile fare musica perché la cittadinanza si rifiuta di sentire rumore. Il problema è che alle 10 di sera vogliono che tutto sia spento e questa cosa in una città come Venezia è qualcosa di... Ormai non ci sono più residenti praticamente. Quindi. No, ce ne sono ancora, ma qui pochi che ci sono vecchi che l'unico pensiero che hanno è portare il cane di mattina a pisciare. E allora loro di notte non vogliono sentire... O sono i turisti che invece devono dormire? No. Guarda, anche per quanto riguarda il turismo a Venezia è precluso ai giovani. Vogliono solo famigliole e turismo di lusso. Se tu hai girato per Venezia quest'estate, io vedevo solamente famigliole o turismo di lusso. Ma non è che i giovani sono interdetti. Ma si vuole candidare sindaco, no? Perché tutte queste cose... No. Hai detto il sindaco di Marghera, lei ha detto, no? Sì, ma non è detto così? Certamente, però per prendere in giro. Io so perfettamente che per fare politica bisogna essere figli di buona donna. Mettiamola così. Sì, però io non sono figlio di buona donna e quindi come politico sarei un disastro. In più, per essere dei bravi politici bisogna avere molta capacità di persuasione. Se c'è qualcosa che a me non manca è la capacità di persuadere gli altri. Cioè le manca? O sì, no? mi manca, certo. Le manca questa... Senta, va bene, e mi devo dissociare quindi da tutto quello che dice stasera, no? Per sicurezza, no? È meglio. Poi sì, però è meglio. No, nel dubbio, perché non si sa mai. Non si sa mai che non ti licenzi. No, ma arriva un panettone, quello è pericoloso. Va bene, quindi non si candida a sindaco. No. Però diceva, con tutto quel successo, alla fin fine si è comprato un appartamentino a Marghera. Quello sì, vabbè, ma so comprare una casa. Quella. Sì, vabbè, 65 metri quadri, non so che con una villa.
sono su un appartamento, su una palazzina, quindi. E oggi la chiamano, la invitano a fare dei concerti? Chi la chiama? Allora, per quanto riguarda gli inviti privati, sì, ricevo inviti, vieni di qua, vieni di là, però... Cioè feste private? Sì, anche, però con la scusa che lavoro vado a suonare, generalmente quando posso, che qualche sera libero sto a casa mia. Per quanto riguarda la musica siamo disponibili, sono disponibile ad andare in giro a suonare, mi piace molto suonare, è quello che mi piace fare da sempre. Adesso col nuovo gruppo mi sto anche divertendo molto di più. Che sono quelli che abbiamo visto ovviamente, no, sì, nel video? Sono quelli che avete visto nel video, mi diverto molto di più. Cioè? C'è più allegria. Allegria, sì. Ma rispetto a Pittura Fresca? Rispetto a Pittura Fresca, no, sì. Dai, come è possibile? Sì, te lo posso assicurare. Perché c'è più spensieratezza? I Pittura Fresca si sono rotti perché sono diventati troppo seri. Però la colpa era anche sua che era il leader. Calma, doveva leader, tenerli... Calma, leader, io non mi sono mai definito leader, sono sempre stato il cantante, ma non mi sono mai definito leader. Proprio perché non è capace di persuadere... Esatto, non sono un persuasore. E di conseguenza quando i Pittura Fresca sono diventati troppo seri, troppo imbacchettati, ho deciso di lasciar perdere. Ma dai. Sì. E invece adesso... Adesso è una cosa più... è più allegro, mi ha riportato alle origini, quando ci si trovava in una stanza per... nel garage. Buttare, diciamo, no? Esatto, mi ha riportato un po' più nell'atmosfera degli inizi, che sono stati sicuramente i più belli. Senta, sono tutti artisti di professione, seconda professione, cioè come qualcuno è professionista, qualcun altro no, è dopo lavorista come sono io. Citiamoli, no? Sì, allora, cominciamo dai professionisti. Lele Novello suona con moltissime persone, con moltissimi gruppi e anche con autori molto quotati, te ne dico uno, Pino Donaggio, ha collaborato anche con lui. Altri musicisti professionisti, abbiamo il più giovane che si chiama Cristiano Verardo, omonimo del chitarrista che avevo prima, che suona le percussioni. Sì. Chiaramente essendo giovane, intanto si sta dedicando solo a quello. Ma quanti siete? Siamo in 8. Tanti. Sì. Altri? Allora, Chi dobbiamo citare? Percussioni? No, abbiamo già detto. No, vabbè, abbiamo cominciato da questi due. I 3 personaggi che mi seguono da più tempo sono Alessandro Numa che suona il sax e canta, Roberto Pettenello che suona le tastiere, poi c'è Andrea Manzo che fa da tour manager. Sì, ho sentito. Che a sua volta è capo di un gruppo chiamato Fahrenheit in cui suonano sia Alessandro Numa che Roberto Pettenello. Poi al basso abbiamo Lele Pazzaro che è fondatore dei Pittura Style. Che era uno spin-off? Cos'era? No, i Pittura Style sono un gruppo che fa cover dei Pittura Fresca. No, incredibile. Vede? Ma vede? Sì. Anche al gruppo che fa cover. Ma c'è andato a suonare ogni tanto con loro? Sì, ogni tanto con loro ho fatto delle cose. Senta, diciamo l'ultimi che non ci perdiamo più. C'è il batterista che si chiama Alessandro Miazzi e secondo sax, o meglio tromba, abbiamo Stefano Cavallin che è un musicista dei Pittura Style. Vabbè, anche lui. Quindi va bene perché conoscendo le canzoni dei Quai, conoscendo quelle canzoni mie. Coi ragazzi di oggi, quelli che incontra a scuola e non solo, io le ho citato prima le Baby Gang, Coltelli, che cosa hanno questi ragazzi di oggi? Che sono confusionati, non hanno punti di riferimento. Abbiamo solamente dei riferimenti negativi. E quindi andare via con coltello in tasca ti fa sentire importante, fare lo spaccone ti fa sentire importante, prendertela con i più deboli ti fa sentire importante. Ormai abbiamo un mondo alla rovescia, ma non quello citato da Vanacci,
Il mondo alla rovescia rispetto ai valori universali che sono quelli di pace e di fratellanza col prossimo. Purtroppo i ragazzi di oggi non hanno più i punti di riferimento che avevamo noi. Grazie, scusi, dobbiamo chiudere. A Sir Oliver Scardi, ma noi ci rivediamo, perché prima della pensione viene, magari una volta facciamo suoniamo dal vivo qui. Guardi quanto spazio c'è nello studio nuovo. Il gruppo te sta qua, ci puoi invitare tutti, suoniamo. 8, via, dai, grazie davvero a Sir Oliver Scardi per essere stato con noi. Grazie, buonanotte da Ring.